Benvenuti in un nuovo episodio de I borghi più dimenticati da Dio d'Italia, la rubrica sui borghi che non sono mainstream. Insomma, mi chiama Sigeric per il turismo e Lunigiana perché ha visto il mio documentario sulla Garfagnana e tutti i messaggi sotto che mi avete scritto, tipo che però allora devo assolutamente andare in Lunigiana, che è subito sopra la Garfagnana. Vieni in Lunigiana, vieni in Lunigiana, anche in Lunigiana ci sono un sacco di cose bellissime da dire, vieni in Lunigiana perché sennò non è giusto. Quindi anche se Nicolò M dice che forse è troppo tardi e che ho già innescato le battaglie tra i due territori, provo comunque a rimediare e torno in mezzo alla mischia dei remoti borghi toscani. Non è Toscana, non è Emilia, non è Liguria. Che cos'è davvero la Lunigiana? Noi di Voyager siamo andati a scoprirlo. Ok, è Toscana. Precisamente la Lunigiana è la vallata sopra la Garfagnana percorsa dal fiume Magra, un fiume che si tiene in forma. Comprende anche il pezzettino di Liguria dove sfocia il fiume. Qui c'era l'antica città di Luna che ha dato il nome alla Lunigiana e quindi è terreno loro di diritto. Essendo arrivato di notte mi sono accorto solo la mattina successiva di essere in mezzo ai monti. Le montagne in Toscana mi fanno sempre strano. Una delle città più importanti è Pontremoli, la città che ama i ponti. Pontremoli ha tanti ponti, ponti moderni e ponti di sassi. Il suo nome stesso significa ponte tremolante e ha pure un ponte nel suo stemma. Ma allora sposateli i ponti. Pinocchio di Pontremoli, Gatto di Pontremoli, si chiama Rino. Ovviamente qui c'è anche un castello che ora è un museo di antiche sculture preistoriche chiamate statue stele. Celebre il dolce Amor, che è un panino di crema coi wafer. Questo è il torrente verde, ma avrebbero dovuto chiamarlo più onestamente torrente #B9BCBF. Dato che la metropoli di Pontremoli è troppo caotica, ci dirigiamo subito in posti più isolati, posti così isolati da chiamarsi le valli di Zeri. La Lunigiana in autunno è molto bella. C'è ancora troppa gente qui attorno. Ancora troppa? Troppa? Quasi nessuno? Ok, siamo arrivati a Piagna. Lo si nota dal pezzo di braccio che ci accoglie e dai pentacoli sulle case. Non è vero che a Piagna non c'è un cane, ce ne sono almeno 2. Ci mettiamo a camminare lungo un monte che d'autunno è molto bello. I cani ci fanno da guida e ci spiegano minuziosamente la situazione geopolitica di questi territori. Troviamo uno scheletro mangiucchiato di pecora. Ci devono essere dei sardi qua vicino. Proseguiamo eroici anche sotto a delle goccioline di pioggia. Meglio muoversi che... il tempo è tiranno. Fino ad arrivare in un castagneto. A stento trattengo l'esaltazione, una manciata di queste pietruzze mi farebbe diventare più ricco di Elon Musk. Per la nostra rubrica Come fanno le cose? Le castagne vengono raccolte e gettate in questi casoni, dove sopra una rete si essiccano. Una volta essiccate vengono battute per separare la buccia e macinate per fare la farina. E basta, non c'è tanto da dire. Happy dog. Devo fare la voce per il copyright. Con l'aiuto dagli happy dog, le pecore vengono condotte da un posto all'altro, come fanno i professori con le classi durante l'ora di educazione fisica. Dalle corna sembrano capre, in realtà sono un particolare tipo di pecora che si chiama zerasca, perché è proprio di Zeri. In Lunigiana cucinano qualsiasi cosa nei testi, delle pentole di ghisa scaldate con le braci. Ci fanno patate al testo, agnello al testo e le torte al testo. Tante torte al testo. Da oggi anche senza congiuntivi. Hello darkness my old friend. L'agriturismo Le Modeste è anche pieno di formaggi, vino, ricotta e bambole possedute. Dopo l'agnello zerasco al testo, con patate al testo e il ciambellone al... non penso fosse al testo, che dolce così poco da Lunigiana. Per voi è da Lunigiana, ma che ne sapete voi? Abbiamo abbandonato i monti per andare nell'umile dimora Dosi Delfini. Guardate quanto è umile. Gli alberi non sono a punta a causa degli aerei della seconda guerra mondiale che volavano qui sopra perché era una base dei crucchi. Questo è Carlo e questo è Francesco, sono i fratelli che col potere dei soldi hanno creato tutto questo. Siccome avevano da poco aperto il porto di Livorno e Pontremoli era diventata una posizione super strategica, Carlo e Checco ci hanno visto lungo e col commercio qui sono diventati ricchi sfondati. Per la casata dei delfini ci sono dei delfini e per la casata di Dosi c'è il simbolo di Portogruaro. La dimora sembra tanto grande, ma in realtà gran parte delle colonne sono solo disegnate sul muro. Si chiama quadratura, illudere con la pittura che ci sia una struttura architettonica, uno stile pittorico usato spesso dal maestro Willy il Coyote. In questo specchio chiunque sembra bello. Quando ti dicono di scolpire un delfino, ma tu non lo hai mai visto. Le stanze sono arredate in stile The Conjuring, tra dipinti che ti fissano, sculture gioiose e ritratti felici. I libri qui hanno 500 migliaia di anni.
Questa è la camera dei bambini, lo si capisce dalla scelta dei quadri più sobri. È giunto il momento di mangiare il castagnaccio fatto in testo, testaroli al pesto che sono questa pasta qui fatta in testo, pollastro in testo, focaccia fatta in testo, perché qui si cucina tutto con il testo. Persino io sto usando un testo. Per smaltire il cibo ci facciamo un giro in e-bike, che io che sono un duro non attivo. Partiamo da Filattiera, dove c'è la Pieve di Sorano, una chiesa romanica, lo si capisce dai mattoni in vista presi dal fiume. Queste facce sono i primi gargoi lunigiani. All'interno c'è un'incisione di un bambino, ma a me pare più una scimmia, e 2 stele, le antiche statue preistoriche pagane. Vi chiederete cosa ci facciano 2 preziose statue preistoriche in una chiesa medievale? Le usavano come mattoni. Cominciamo il viaggio in bici percorrendo le campagne lunigiane. La Lunigiana è molto bella d'autunno e tra alberi e castelli arriviamo a Filetto, un borgo dove si mangia solo. Indovinate cosa si mangia a Filetto? Esatto, le castagne. Si entra nel borghetto, rapido sguardo al classico centro che fa tanto uno dei borghi più belli d'Italia, vedete quanto è vecchio, e si riparte, destinazione Bagnone. No, non intendo farmi un bagnone, lasciatemi spiegare, è il posto dove andiamo che si chiama Bagnone, o meglio, è il fiume che si chiama Bagnone, e il posto ha detto, beh sai che c'è, allora anch'io mi chiamo Bagnone. Bagnone sembra uscito da un film fantasy. Gli scorci antichi, le case medievali incastonate nella natura, il fiume che scorre selvaggio tra i ponti, le insegne fasciste e i gatti lungo le vie. A Bagnone a Natale ci si regala edifici. Dopo un po' di torta al testo ci siamo diretti a Equiterme e indovinate cosa c'è a Equiterme? Esatto, le grotte. E anche le terme, ma noi siamo andati alle grotte. Al di là di questo monte ci sono i miei amici della Garfagnana. Ciao! Per accedere alla grotta si percorre un piccolo vicoletto che costeggia il torrente. Qui stanno girando il live action di Attacco dei Giganti. Vestiti con le dovute protezioni, Mi vesto come chi lavora, con le scarpe di scivolo e l'elmetto, quindi... siamo potuti entrare. La grotta si è formata in centinaia di migliaia di anni, poco più vecchia dei libri della Villa Dosi Delfini. Vieni Omar, stiamo per raggiungere il Sacro Graal. Le stalagmiti crescono di circa 1 centimetro ogni 5.000 anni. Guardate che belle, sembrano proprio delle torri dei castelli. Ci sono pure i pipistrelli. Qui dentro sono state trovate molte ossa di orsi enormi. Sono state assemblate per darvi un'idea delle dimensioni. Tu non sei benvenuto nella Casa Blu. Ultima tappa a Fivizzano, posizionata sullo stesso meridiano di New York e Tokyo, è chiamata anche la Firenze della Lunigiana. Ok, allora è proprio una cosa loro fare delfini in questo modo. C'è anche un altro caffè degli svizzeri. Un prodotto di eccellenza di Fivizzano, nonché il mio amaro preferito, lo troviamo dentro la farmacia Clementi, ed è la china. Si vende in farmacia perché una volta si usava contro la malaria, ora viene usato solo contro il malumore. Dopo aver cercato invano la polvere di fata e i denti di drago, andiamo a vedere come fanno la china. Molto in breve però, perché ci sono un sacco di passaggi. Intanto la china è una corteccia che proviene dai paesi tropicali. Viene messa a essiccare insieme all'arancia amara. Una volta polverizzato il tutto viene messo a macerare con l'alcol, poi si aggiunge lo sciroppo, che alcuni chiamano elisir per darsi delle arie, e infine si lascia riposare un po'. Chiaramente i furbastri della farmacia Clemente hanno il loro ingrediente segreto, e io qualche idea di quale sia ce l'ho. Montanelli era un grande appassionato della loro china e gli ha scritto una dedica. Beh, io e Montanelli abbiamo proprio gli stessi gusti, in fatto di alcol ovviamente. Ce l'hanno fatta assaggiare al naturale, con la cioccolata all'arancia e in un cocktail col succo di melograno. Molto buona. E con l'ultima torta al testo e un'altra china termino il mio viaggio in questa terra. Ciao ciao Lunigiana, non litigare troppo con la Garfagnana. Sono contento di aver scoperto questi luoghi che spesso non vengono menzionati nei libri di testo. Grazie a tutte le associazioni turistiche lunigiane che hanno promesso questo video. Lavorare con il turismo è il top per queste cose. Fatemi sapere che altri posti volete che racconti. Na 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 na. Hobbit della via Francigena.